Un nuovo movimento inizia a circolare nei retroscena di Napoli e riaccende un dibattito delicato sugli esterni offensivi del Napoli. Torniamo con un altro aggiornamento strategico di mercato, di quelli che richiedono massima attenzione ai dettagli e una lettura lucida del contesto. Prima di proseguire, lascia un like e iscriviti al canale, perché il tema di oggi riguarda nomi noti, decisioni già prese internamente e una condizione molto chiara imposta da Antonio Conte. Il quadro di fondo è semplice: se entra qualcuno deve uscire. Nonostante il Napoli mantenga ufficialmente uno scenario di 0 acquisti, in questo inizio di mercato invernale, il mercato continua a girare attorno al club. Nei corridoi, diversi nomi restano accostati agli azzurri, soprattutto per le corsie esterne. Tra questi, due attirano maggiormente l'attenzione. Il primo è Federico Chiesa, ex Juventus e oggi al Liverpool. Tuttavia, questa ipotesi è considerata estremamente difficile, dal momento che il giocatore attende una convocazione da parte di Gennaro Gattuso in nazionale e non ha intenzione di lasciare l'Inghilterra in questo momento. Il secondo nome, decisamente più concreto, è quello di Jeremy Boga, attualmente al Nizza. Secondo il giornalista Nicolò Schira, Boga sarebbe stato proposto al Napoli da alcuni intermediari. Non si tratta di un profilo nuovo per la dirigenza. Il giocatore era già finito nel radar del club in passato e continua a essere apprezzato per le sue qualità di dribbling, velocità e 1 contro 1. C'è però un punto chiave che definisce l'intero scenario. Qualsiasi ingresso sarà possibile solo a fronte di un'uscita. E tutti gli indizi portano a un unico nome. Noah Lang è oggi il principale candidato a lasciare la rosa nel caso arrivasse un'offerta ritenuta adeguata. Il Napoli ha investito 28 milioni di euro per prelevarlo dal PSV Eindhoven e non ha alcuna intenzione di registrare una minusvalenza. La posizione di Antonio Conte è chiarissima. L'allenatore non intende privarsi di Lang in questo momento, a meno che il presidente Aurelio De Laurentiis non riceva un'offerta compresa tra i 25 e i 26 milioni di euro. Solo in questo scenario la dirigenza prenderebbe in considerazione l'idea di cercare un sostituto sul mercato. Ed è a quel punto che i nomi di Boga e Chiesa tornerebbero sul tavolo delle discussioni. Conte, inoltre, nutre una grande stima per Chiesa, che considera, quando è in buone condizioni fisiche, uno dei migliori giocatori italiani dell'attualità, se non il migliore in assoluto. Nonostante ciò, resta un'ipotesi lontana. Boga rappresenta un'alternativa più accessibile, ma sempre e comunque subordinata alla cessione preventiva di Lang. Fino a questo momento, però, al Napoli non è arrivata alcuna proposta ufficiale per l'olandese. Il riassunto è lineare: Boga è stato proposto, Conte ha già una linea chiara. Lang resta protetto e il Napoli non farà mosse impulsive. La logica è definita, i valori sono stabiliti e il club agirà solo se tutte le condizioni verranno rispettate. Fino ad allora, la rosa resterà invariata. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Venderesti Noah Lang se arrivasse un'offerta intorno ai 25 milioni? E, in quel caso, preferiresti l'arrivo di Jeremy Boga o punteresti comunque a mantenere l'organico così com'è? Lascia la tua opinione nei commenti. E se apprezzi questo tipo di contenuti con retroscena reali, lettura strategica e informazioni ben filtrate, valuta l'invio di un super thanks per sostenere il canale e rafforzare ulteriormente questo lavoro.